Ordinanza del Ministero della Salute dopo la decisione del Comitato Tecnico Scientifico, mentre la zona arancione scatta nel weekend in tutta Italia, il Veneto proseguirà in questa zona da lunedì fino al 15 gennaio. Sai, ribadisce al governo, ora servono i ristori e poi accettiamo la decisione della scienza, non deve essere una scelta della politica. Scena da film, stamane in tribunale Treviso, 33enne tunisino riesce a scappare dal palazzo di giustizia dopo la convalida del suo arresto per rapina, caccia l'uomo nei dintorni, i carabinieri lo bloccano dopo mezz'ora. Inchiesta della Procura di Milano per frode fiscale e autoriciclaggio, sequestrato uno yacht da 50 metri a Paolo Fassa, provvedimento ingiusto, il commento dello storico imprenditore di Spresiano. Lutto a Cassugana, muore il padre dell'assessore al bilancio Cristian Schiavone, aveva 72 anni ed era stato colpito dal Covid, il cordoglio dell'amministrazione. L'ULSS 2 alza l'asticella, da febbraio vaccinazioni anche per gli over 70, il direttore generale Benazzi dice abbiamo la capacità per farlo se ci arrivano quantità sufficienti di dosi. Nel frattempo sono 1800 i trevigiani che hanno dato il loro consenso per la donazione di plasma iperimmune, anche il comando dei carabinieri di Treviso aderisce alla campagna. Il bilancio della polizia stradale nell'anno anomalo del coronavirus, meno incidenti con il blocco del lockdown, ma dopo la fine della restrizione boom di infrazioni non solo anti-Covid. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque in primo piano l'ordinanza del Ministero della Salute dopo la decisione del Comitato Tecnico Scientifico, dunque il Veneto in zona arancione di fatto da lunedì, perché la zona arancione di fatto scatta da domani in tutta Italia per il weekend, ma il Veneto insieme ad altre regioni proseguirà in questa fascia da lunedì fino al 15 di gennaio, fino al nuovo DPCM. A pesare alcuni indicatori importanti come anche il numero delle positività. Allora, prima di vedere le reazioni, prima di vedere il servizio che spiega cosa è accaduto, vediamo proprio il dato aggiornato dell'azienda Zero, il bollettino dei contagi della giornata delle ultime 24 ore. Abbiamo in Veneto 2763, il dato che vedete 1048 è riferito alle 17 e quindi non tiene conto del dato della mattinata di oggi, quindi la variazione con i numeri successivi, mentre a Treviso sono 463 i nuovi contagi, 198 di queste ultime ore sommati a quelli registrati stamattina e che si riferivano alla serata di ieri. In totale a Treviso nelle ultime 24 ore 13 decessi. Insomma, una situazione ancora ovviamente di allarme che ha portato il governo dunque a decidere, o meglio il Comitato Tecnico Scientifico a decidere per questa soluzione. Vediamo. Arriva poco prima delle 14 la decisione del Comitato Tecnico Scientifico alla luce dell'elaborazione dei dati regionali da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Dall'11 al 15 gennaio il Veneto sarà in zona arancione. Il ministro Speranza in serata ha firmato l'ordinanza. Tra i valori presi in considerazione l'R Conti, che nella nostra regione si attesta a 0,97, quindi al di sotto della soglia dell'1, ma a pesare un aumento dell'incidenza negli ultimi 14 giorni che in Veneto è di 927,36 per 100.000 abitanti. Dunque si prolungano fino a metà gennaio le restrizioni che nel fine settimana, domani e domenica, riguarderanno l'Italia intera secondo il DPCM di Natale, che posiziona tutte le regioni in fascia arancione. Ristoranti e bar chiusi salvo per il servizio di asporto, negozi aperti, divieto di spostarsi fuori dal proprio comune se non per motivi di lavoro, salute o ragioni inderogabili, le limitazioni che dovranno rispettare i veneti almeno fino al 15, quando scadrà il decreto del governo. Questo non è un fatto politico, noi ci affidiamo all'Istituto Superiore della Sanità. Scelta scientifica, non politica, concetto che Zaia ribadisce anche di fronte alla richiesta che il PD regionale avanza allo stesso governatore di dichiarare la zona rossa. Noi ci rimettiamo alle decisioni dell'Istituto Superiore della Sanità, se decidiamo che il tema è un problema sanitario. Se qualcuno vuole farlo diventare politico, noi ci chiamiamo fuori, come abbiamo sempre fatto. Una puntualizzazione alla quale ne segue subito un'altra relativa ai ristori per le attività penalizzate dalle nuove restrizioni. Qualsiasi sia la decisione del governo, dell'Istituto Superiore della Sanità, è fondamentale che ci siano ristori. Pensate alle palestre che sono chiuse da mesi, pensate ai bar e ai ristoranti. Comunque non è che hanno la colpa di aver diffuso il virus, però stanno pagando un duro conto
e deve essere riconosciuto. Restrizioni che non fermano di certo la macchina vaccinale. Arrivate in Veneto altre 40.950 dosi, di cui si è già iniziata la somministrazione. Alle 11.55 di oggi ne erano state inoculate 48.520, un quarto del totale. Intanto l'Unione Europea ha annunciato di aver prenotato altre 300 milioni di dosi del vaccino Pfizer, in attesa che si sblocchi anche l'approvazione per quello di AstraZeneca. Il Veneto, se continueranno ad arrivare puntuali nuovi lotti di fiale, è pronto ad accantonare vaccini per i richiami. Con queste forniture settimanali adesso iniziamo ad accantonare le dosi che ci serviranno per i richiami. Allora lo ricordiamo, il Veneto sarebbe stato comunque in zona arancione da domani e anche domenica, perché così era stato deciso per il weekend a livello nazionale, ma di fatto questa zona arancione, questa fascia arancione poi proseguirà per il Veneto e solo per le altre 4 regioni individuate dal Comitato Tecnico Scientifico da lunedì fino al 15. La notizia comunque della fascia arancione divide ovviamente le persone, i cittadini, diverse le reazioni proprio tra i cittadini e anche ovviamente i gestori dei locali. Ultimo pranzo, perché da domani tutto chiuso. Purtroppo infatti ne approfittiamo in un'ottima osteria. Ultimi incontri conviviali prima delle restrizioni da zona arancione. Clienti rassegnati non solo a pranzi e cene a casa, ma per chi non ha famiglia a lunghi giorni in solitudine. Ritengo che si è parlato poco delle persone che vivono da sole, giovani. E se tra i cittadini e i clienti c'è rassegnazione, le restrizioni da zona arancione dividono invece i gestori tra delusi ed indifferenti. Perché nei locali le persone possono prendere il virus e negli altri luoghi, nei negozi o nei supermercati non le prendono. Io volevo capire questo, solo questo, perché mi sento preso in giro in questo momento dal nostro governo. Ma se arrivano i ristori accetto con più serenità la cosa, ecco, tutto qui. In arancione arriva qualcosa secondo te? Beh sì, effettivamente siamo chiusi, bar e ristoranti chiusi, entrate zero, affitti che corrono. È uguale, non c'è nessun problema perché tanto facciamo da asporto e non possiamo far mangiare i clienti al tavolo. Se devo essere sincera, per noi è stato una cosa positiva, anche se è strano da dirsi perché la maggior parte dei locali è rimasto chiuso e pertanto noi abbiamo lavorato di più. Del sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto l'appello a tutti indistintamente. Soltanto attraverso il distanziamento sociale, poi la mascherina, la sanificazione, ma il distanziamento sociale è importantissimo. Solo se seguiamo queste regole riusciremo a superare questo periodo particolarmente critico. E alla fine, come sempre a Treviso, in Piazza dei Signori si cerca di sdrammatizzare con un po' di ironia. Per voi meglio o peggio? Sicuramente peggio, ma ci attrezzeremo per fare del nostro meglio. Per voi peggio perché potete fare solo che da sport? Solo per asporto, in più le uscite delle persone sono limitate, se non sbaglio, al loro comune di residenza. Però qui a Treviso tutto sommato. Sì, ci va bene non essere a San Bugà. E comunque il coro che avete sentito più volte nei servizi è servono i ristori, l'ho detto anche Zaia, lo ha ribadito l'associazione dei pubblici esercizi con una lettera al ministro Patuanelli. Per il momento ci siamo sentiti un po' trattati come un interruttore, no? Acceso e spento a seconda dei numeri. Un'immagine tanto semplice quanto significativa, quella usata dalla presidente FIPE Treviso Dania Sartorato per descrivere la situazione di incertezza nella quale vivono baristi e ristoratori ormai da mesi, in bilico tra DPCM, ordinanze e fasce di colori diversi. A parlare per loro i numeri di un bilancio 2020 a dir poco pesante. Un anno che si è chiuso con 160 giorni di chiusure o forte limitazioni che si sono tradotte in un calo di fatturato calcolato dal centro studi FIPE in un meno 40%. Ma i mesi di novembre e dicembre sono quelli ad aver maggiormente pesato, meno 57% la perdita di fatturato nel bimestre. Questo accompagnato, spiega la Sartorato, da ristori non adeguati a quanto perso dalle attività. Sono arrivati dei ristori, però sono ristori che sono decisamente inadatti e non soddisfano assolutamente la liquidità delle imprese. Dalla categoria arriva un duplice appello. Da una parte ai clienti che chiediamo la loro vicinanza, che continuino a sceglierci, al governo invece e al Comitato Tecnico Scientifico la Federazione chiede
indennizzi adeguati, abbiamo detto, ma adeguati alle reali perdite di fatturato. Chiediamo un sostegno per l'indebitamento. Le associazioni di settore insieme ai sindacati martedì hanno inviato una lettera al Ministro per lo Sviluppo Economico Patuanelli, chiedendo un incontro urgente proprio per affrontare i temi di una, di un piano organico di sostegno. In attesa della risposta di Patuanelli arriva anche le considerazioni del sottosegretario all'interno Variati, che però punta il dito anche contro la crisi di governo, che dice sta rallentando tutto. Questa crisi di governo sta rallentando tutto. Questa palude in cui il governo purtroppo è entrato non fa bene al paese, non fa bene alla politica. Quindi io mi auguro che veramente nel giro di qualche giorno ci sia una soluzione. Il sottosegretario all'interno Variati non nasconde il suo malumore di fronte a quanto sta accadendo all'interno del governo. Una crisi ormai aperta che sta rallentando, spiega l'ex sindaco di Vicenza, il lavoro dell'esecutivo anche sul fronte ristori. Bar e ristoranti lamentano risorse insufficienti rispetto alle perdite registrate. I ristori arrivati relativamente a dicembre, spiega il sottosegretario, andavano con una verifica tra aprile 2019 e aprile 2020, ma i ristoratori, continua Variati, evidenziano come il mese di dicembre sia da sempre un periodo che pesa molto sul bilancio delle attività. Loro chiedono che nel nuovo ristori, cioè nel nuovo decreto, si possano rivedere anche le regole, cosa che potrebbe avvenire, però purtroppo nel frattempo c'è questa crisi di governo che è sotto gli occhi di tutti. Spero, aggiunge Variati, che la situazione possa sbloccarsi quanto prima in un modo o nell'altro. Uno degli atti urgenti del governo è approvare un nuovo decreto con un nuovo stanziamento, con un nuovo scostamento di bilancio che permetterà di inserire denaro fresco da passare a tutte le attività che vengono chiuse. E poi c'è il nodo del mercato settimanale di Treviso, degli ambulanti. Abbiamo realizzato ieri un servizio proprio su questa situazione, i timori degli ambulanti. Oggi la risposta dell'assessore alle attività produttive di Treviso. Non ha alcun senso essere di spalle o con le voci alterate, nel senso che noi siamo qui per ascoltare tutti e naturalmente recepiamo i disagi e anche le critiche, se ci sono, senza nessun tipo di problema, ne discutiamo apertamente. Non è proprio piaciuta a sindaco e assessore la scelta di ieri degli ambulanti di Treviso di rilasciare un'intervista solo di spalle con voce alterata. Il tema è la chiusura di tutte le bancarelle che non siano di generi alimentari, quando tutti i negozi comunque rimangono aperti. Ma al di là del caso, sottolinea Andrea De Checchi, non siamo in altre zone e se qualcuno ha timore di ritorsioni venga subito da me che chiariamo tutto. Posizione condivisa dal sindaco Mario Conte, che subito dopo il servizio ha voluto un incontro chiarificatore con i commercianti. Lunedì stesso è fissato un incontro con i rappresentanti degli ambulanti del mercato qui a Cassugana, proprio per capire la posizione e capire il futuro anche a breve del mercato generale. Perché al di là del singolo caso la convinzione generale deve essere questa. Porte aperte per capire i disagi di tutti. Torniamo fra poco a parlare di Covid, adesso però la cronaca con le scene da film. Stamane in tribunale a Treviso, dove un 33enne tunisino è riuscito a scappare dal palazzo di giustizia dopo la convalida del suo arresto, peraltro per rapina. Caccia all'uomo nei dintorni e poi i carabinieri sono riusciti a bloccare il malvivente. Quando ha capito che l'avrebbero riportato a Santabona non ci ha pensato un attimo e con un calcio ad una sedia, un salto addosso a chi lo teneva in custodia e l'apertura di una porta d'emergenza ha tentato la fuga dal tribunale di Treviso. Protagonista un 33enne tunisino clandestino senza fissa dimora e con precedenti per furto. Ieri aveva tentato di rubare 200 euro di vestiti in un negozio di Spresiano, finendo per malmenare il commesso che cercava di trattenerlo nell'attesa delle forze dell'ordine. Arrestato, questa mattina era davanti al giudice per la convalida con l'accusa di rapina e lesioni. Poi la fuga rocambolesca
rocambolesca durata poco meno di mezz'ora. Subito tutta la zona è stata circondata da polizie e carabinieri e passata al setaccio nel timore che l'uomo, evidentemente alterato, cercasse di fare irruzione in qualche abitazione, magari prendendo in ostaggio i residenti. Una fuga continuata saltando alcune recinzioni nella continua ricerca di un nascondiglio sicuro. Tutto si è concluso quando una pattuglia dei carabinieri l'ha intercettato dietro un cespuglio. Il 33enne non si è dato per vinto e ha cercato di divincolarsi più volte prima di essere definitivamente immobilizzato dai militi dell'arma. Ora all'accusa di rapina e lesioni al commesso si aggiungeranno tentata evasione, resistenza e oltraggio, oltre che lesioni a pubblico ufficiale, con la certezza che la sua detenzione a Santabona, dopo quanto è successo, si è decisamente allungata. E poi l'inchiesta della Procura di Milano per frode fiscale e autoriciclaggio. Nel mirino l'imprenditore Paolo Fassa, c'è stato il sequestro di uno yacht da 30 milioni. Dichiaro che questo è un provvedimento ingiusto e che adesso la parola passerà agli avvocati e dopo il tempo è onesto e dirà chi ha ragione. Concede poche parole l'imprenditore Paolo Fassa, storico titolare dell'azienda trevigiana di Calcestruzzi, patrono dell'omonima squadra di ciclismo, indagato per frode fiscale e autoriciclaggio in un'inchiesta dei PM milanesi Paolo Storari e Giordano Baggio. I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito il sequestro preventivo emesso dalla Procura della Repubblica Milanese di uno yacht di lusso ormeggiato al porto di Genova e battente bandiera britannica, oltre a 1,5 milioni di euro circa depositati sui conti correnti societari e personali nei confronti dell'imprenditore. Le indagini, grazie ad un'attività in cui la Guardia di Finanza ha lavorato in tandem con l'Agenzia delle Entrate, hanno fatto emergere un complesso meccanismo di frode fiscale che sarebbe stato posto in essere mediante il ricorso a false fatturazioni di prestazioni pubblicitarie e funzionale alla commissione di condotte di autoriciclaggio attraverso l'interposizione di società straniere. Nel corso delle attività sarebbe emerso che gli indagati, grazie alla complicità di un sodalizio composto da professionisti ed altri imprenditori italiani ed esteri, avrebbero impiegato somme di denaro provento di frode fiscale veicolandole verso società offshore con sede in Croazia, Svizzera, Principato di Monaco e Panama, funzionali all'acquisto e alla gestione dell'imbarcazione. Le indagini avrebbero consentito di accertare la titolarità effettiva del mega yacht in capo a Fassa e di dimostrare la sproporzione tra i redditi dichiarati negli ultimi 15 anni e i costi sostenuti per l'acquisto e la gestione dell'imbarcazione nello stesso arco temporale, pari a 30 milioni di euro. Ed ora torniamo a parlare del coronavirus, un'altra vittima molto nota del Covid. Il coronavirus si è portato via anche Walter Schiavon, papà, il padre dell'assessore al bilancio Christian Schiavon, 72 anni, uno degli storici commercialisti di Maserata. Da alcune settimane era ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale Cafoncello. Come per molti altri casi, nessun problema particolare di salute, poi la febbre, la difficoltà del respiro fino all'epilogo di questa mattina. Walter era molto conosciuto tra gli amanti dei cavalli, avete visto tante anche immagini in questo senso, delle tradizioni popolari venete, una passione che condivideva con il governatore Luca Zaia. Sua una delle collezioni di carrozze ma anche di carri utilizzati sul Piave, fiume che amava percorrere proprio in sella al suo cavallo. Aveva promosso anche il ritorno degli zattieri e in più occasioni aveva portato un pezzetto di fiume sacro alla patria alla Fiera Cavalli di Verona. Lascia la moglie Tiziana, i figli Christian e Paola e 4 nipoti, ovviamente il cordoglio dell'amministrazione intera per l'assessore al bilancio, insomma si stringe attorno ovviamente all'assessore al bilancio Christian Schiavoni. I funerali si terranno lunedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Varago, dove ad attenderlo ci saranno anche tanti amici in sella ai propri cavalli. E poi c'è la speranza di queste settimane e la speranza del vaccino, ne parliamo subito dopo la pubblicità. Rieccoci subito in diretta con il telegiornale di Treviso. Dicevamo, parliamo dei vaccini. L'ULSS 2 alza nuovamente l'asticella, da febbraio vaccinazioni anche agli over 70, lo ha detto oggi il direttore generale Benazzi. Tutto appeso al filo delle quantità di dosi del vaccino anti-Covid disponibili e l'ULSS trevigiana ha la macchina rodata per poter coprire già da febbraio, una volta entrati in fase 2 e completato il richiamo dei primi vaccinati, non solo gli over 80 ma abbassare la soglia di età agli over 70. Dovessimo avere i vaccini, sicuramente sarebbe l'ideale anticipare dagli over 70. In ogni caso noi faremo, anche come su indicazione della Regione, gli over 80,
che sono le categorie più a rischio perché sono più fragili e quindi prima si vaccinano, prima li mettiamo in sicurezza. La Regione ci ha dato anche la possibilità di assumere molte persone, per cui la possibilità di fare questo c'è. È chiaro che dovremo sempre fare i conti con quanti vaccini arrivano. Arrivare all'immunità di gregge nel più breve tempo possibile è l'obiettivo comune e l'impegno che richiede continuità nelle somministrazioni, continua il direttore, priorità alle persone anziane e fragili, il principio ribadito, mentre il dibattito nazionale si sposta sull'ipotesi di anticipare le vaccinazioni per il personale scolastico. Il nostro compito è vaccinare le persone anziane, che sono le più fragili, le persone con patologie, con pluripatologie anziane. Quindi poi arriveremo ovviamente anche alle categorie che servono per la comunità, quindi gli insegnanti, gli autisti, degli autobus eccetera, le forze dell'ordine. Però la nostra priorità, come dice il Presidente Zaia, è vaccinare le persone anziane e fragili. E poi ci sono i 1800 potenziali donatori di plasma iperimmune nella Marca. I trevigiani rispondono alla chiamata e anche il comando dei Carabinieri di Treviso aderisce alla campagna di donazione. Abbiamo avuto circa 1800 contatti tra mail e telefonate e stiamo gestendo quindi questi 1800 potenziali donatori di plasma. Sono tanti i trevigiani che, guariti dal Covid, hanno deciso di contribuire grazie alla donazione alla terapia di soggetti convalescenti affetti dal virus ed alimentare così la banca del plasma. Sono stati attivati 2 protocolli, il protocollo interventistico della biobanca e il protocollo anche per uso compassionevole, e in questo modo riusciamo a supportare tutta la Marca trevigiana e quindi i 6 presidi dove appunto sono dislocate le persone che appunto ne hanno bisogno. Ma per essere donatore di plasma iperimmune bisogna rispondere a requisiti di idoneità a tutela del ricevente, a partire dalle condizioni fisiche, alla quantificazione dei livelli di anticorpi neutralizzati, e solo dopo diversi step si procederà alla donazione, che servirà a trasferire gli anticorpi anti-Covid ai pazienti con l'infezione. Più anticorpi hai, più riesci ad aumentare il numero delle donazioni, fino a un massimo di 3. E dopodiché ci si ferma. A scendere in campo e sensibilizzare alla necessità dell'arma di guarigione i carabinieri del comando provinciale di Treviso. Oggi il primo ad intraprendere il percorso al Cafoncello, un giovane della stazione di Codognè. Passa in questo circuito, viene centrifugato, viene separato, dopodiché poi le viene restituito. Ha donato il cosiddetto siero di convalescenza, mettendosi in prima linea anche su questo fronte. Poi il bilancio della Polstrada di Treviso in questo anno davvero anomalo del lockdown, quindi del 2020, scusate, del coronavirus del 2020. Ovviamente con il lockdown meno incidenti, meno feriti, meno decessi sulle strade provinciali rispetto all'anno precedente. Rileva dunque una netta riduzione di infrazioni nel periodo appunto del lockdown, dello stop, confrontate allo stesso periodo del 2019 parliamo del 57,7% in meno, però l'altro dato interessante riguarda la fine del lockdown. Nel secondo semestre dell'anno, infatti, ripresi i normali flussi veicolari, le infrazioni sono aumentate del 62% rispetto allo stesso periodo del 2019, quindi un boom rispetto al 2019 nella seconda parte del 2020. Scesi, dicevamo, anche i decessi per incidente stradale, 15 nelle strade trevigiane nel 2020, 9 dei quali riconducibili agli effetti di alcol alla guida, che resta, insieme all'uso di droghe e al mancato utilizzo della cintura di sicurezza, la causa principale degli incidenti mortali. Spesso a contribuire purtroppo agli incidenti stradali è anche la situazione meteorologica e la situazione delle strade. Allora vediamo, come ogni venerdì con il generale Iannicelli, che tempo farà nel weekend ma anche nei prossimi giorni. L'anticiclone atlantico rilascia una propaggine, un prolungamento non molto forte su tutte le nostre zone, ma basta questo per garantirci tempo stabile. Anzi, questa propaggine si rafforzerà e quindi garantirà tempo stabile anche per tutta la prossima settimana. Il resto d'Italia non è così, in quanto mancando quest'alta pressione sono in balia dei sistemi perturbati che porteranno veramente un'ondata di maltempo insistente, quindi con piogge abbondanti. Ma tornando a noi, abbiamo detto cielo in prevalenza sereno
sereno sabato e domenica. C'è da mettere però in conto una velatura del cielo, quindi che rovina un po' la situazione ma non dà nessun effetto. Poi il cielo si rasserena ulteriormente già da domenica e soprattutto nei giorni a seguire. I venti con questa situazione saranno dai quadranti settentrionali e l'unica nota di rilievo sono gli abbassamenti delle temperature, quindi le gelate, ma siamo nel periodo più freddo dell'anno, quindi siamo nella normalità. Prevediamo infatti in pianura -2, -1, -2, poi a seguire avremo -3, -4 gradi, valori minimi. I valori massimi vanno dai 4 ai 6 gradi a secondo dei rasserenamenti. L'Alta Adriatica è previsto mosso. È tutto. Un lutto nel mondo della ristorazione veneziana ma anche trevigiana, perché era molto conosciuto anche nella Marca trevigiana, in tutto il Veneto. È morto all'età di 83 anni Flavio Ballarin, gestore del Notturno, ristorante nella laguna di Lio Piccolo, conosciutissimo dai trevigiani. Flavio era ricoverato all'ospedale di San Donà di Piave per complicazioni derivanti da una precedente malattia. Aveva portato in auge il Notturno, frequentato da artisti, cantanti, scrittori e giornalisti veneti e internazionali. I funerali si terranno martedì alle 10 in piazza a Tre Porti. Adesso le notizie dal Bellunese. E a Cortina d'Ampezzo è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia verso i mondiali di sci 2021. Oggi è stata una giornata importante in cui si è fatto il punto della situazione a 30 giorni dall'inizio dei campionati del mondo. Un appuntamento certamente lungamente atteso dalla nostra comunità. Si è lavorato tanto a Cortina e numerose sono state le attività intraprese a partire dalla rifinitura delle piste e delle strutture che serviranno all'evento mondiale, mentre la parte più importante delle infrastrutture continuerà nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Stamattina si è fatto il punto con gli attori principali dei mondiali 2021 e c'è stata la firma importante della convenzione con il commissario alle opere Valerio Toniolo. Come amministrazione abbiamo approfittato anche questo treno più veloce che è quello del commissario per quanto riguarda le procedure. Quindi abbiamo inserito degli interventi che sono in parte finanziati dal Comune di Cortina, in parte dai fondi di confine, in parte da entrate invece che derivano proprio da fondi commissariali. Ecco che ad esempio si lavorerà alla rotonda per l'accesso a Piandalago, c'è un intervento molto importante che riguarda il curling center e l'osservatorio del ghiaccio. Ci sono poi opere cosiddette strategiche che avranno un iter procedurale un po' più lungo, che riguardano un nuovo impianto che dal centro di Cortina si collegherà a Socrepes e poi con il versante delle Tofane, oltre a un collegamento sciistico fra le stesse Tofane e il Faloria. Una sorta di piccola metropolitana, interrata, stiamo valutando altre ipotesi che finalmente collegherebbe i due versanti sciistici della nostra valle. Quindi delle opere importanti, strategiche, all'interno delle quali sono previsti anche dei finanziamenti da parte del governo. Saranno i noi mondiali a porte chiuse, ci siamo dovuti adattare alla situazione, dice Ghedina. Mancherà l'aspetto emozionale, cioè quella festa che si sarebbe senza dubbio creata anche per ringraziare l'intera comunità che ha creduto e lavorato per i mondiali. Dunque inizia ufficialmente il countdown verso i mondiali di sci e le piste si sono illuminate e non solo di speranza, guardate. Riflettori puntati sulle Tofane per ricordare il countdown in vista dei campionati mondiali di sci alpino in programma a Cortina d'Ampezzo dal 7 al 21 febbraio. Gare che purtroppo a causa del Covid dovranno svolgersi a porte chiuse. Le strutture ampezzane sono comunque pronte ad accogliere le stelle del circuito sciistico che arriveranno da tutto il pianeta per contendersi podi e medaglie nelle varie discipline. La regina delle Dolomiti si presenta al traguardo dei campionati del mondo con piste e impianti completamente nuovi, infrastrutture moderne e un'offerta turistica all'altezza della sua fama e con la speranza che almeno il ritorno di immagine offerto dai media serva per il futuro rilancio di una comunità decisa a rivendicare la sua storia e i suoi primati, confermandosi capitale internazionale degli sport sulla neve.
Dalle suggestioni delle piste innevate e le piste illuminate al Covid con le vaccinazioni che proseguono a pieno ritmo anche nell'ULSS 1. Continua ad essere sempre elevato il numero di nuovi positivi intercettati dai tamponi nel Bellunese, decresce fortunatamente il numero dei ricoveri, drammatico il numero a ieri sera dei decessi, il cui quantitativo in poche settimane è arrivato a 450 da inizio pandemia. Procede a pieno ritmo la campagna vaccinale. Siamo impegnati nel completare la vaccinazione degli ospedali, operatori sanitari, delle case di riposo, operatori e ospiti. Abbiamo concluso tutti i medici del territorio, voglio dire i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle USCA, i medici della Guardia Medica. Come da programma regionale, la vaccinazione interesserà prossimamente altre categorie di sanitari. Domenica, ad esempio, vaccino per tutti gli operatori dell'emergenza e i volontari delle ambulanze. Successivamente toccherà ai dentisti e agli over 80. I grandi anziani hanno il problema della mobilità. Stiamo trattando con la medicina di famiglia modalità sperimentali per farli chiamare esattamente come abbiamo fatto per l'antinfluenzale. Chiaramente le persone immobilizzate dovranno essere raggiunte da professionisti a casa loro. Da lunedì prossimo intanto nuovi orari per i drive-in tamponi. A San Martino accesso dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19, a Sagrogna solo nella giornata di domenica e nella medesima fascia oraria. A Feltre drive-in aperto dalle 8.30 alle 12.30 in via dell'Industria, a Tai di Cadore drive-in dalle 15 alle 17 il martedì, giovedì e sabato in piazzale Dolomiti. Ad Agordo dalle 15 alle 17 il lunedì, mercoledì e venerdì. Virale sul web il video girato da un automobilista mentre insegue un branco di lupi ad Auronzo di Cadore, immagini che hanno suscitato le reazioni sdegnate delle associazioni animaliste e non solo. Beccati in pieno, eccoli qua. E il lupo non c'è, il lupo non c'è. Esattamente 3 minuti e 7 secondi di video girato da un automobilista sul passo Tre Croci verso Auronzo sotto Valbona. Alla vista del branco di 4 lupi, probabilmente femmine, l'uomo inizia ad inseguire gli animali, riprendendo tutto con il cellulare. Un video che prova che ci sono i lupi in valle. Eccole qua. Sapevo che c'erano, che mi ha mangiato le mucche quest'estate in Malga. Questi sono lupi, questo è il classico lupo italiano. Adesso li scanno. Voglio vedere. 2 lupi riescono a scavalcare i muri di neve al lato della strada, gli altri continuano invece a fuggire. Non cedono di mezza virgola, stanno correndo come bestie. Guarda che roba. Guarda che sta andando, sono 50 all'ora, Sono 2 chilometri che corre come una bestia. Alla fine anche un terzo lupo riesce a guadagnare la fuga, mentre un quarto, ormai stremato per la lunga corsa a 50 km/h, viene superato dall'auto. Immagini e parole che sono rimbalzate in rete, suscitando indignazione e dure reazioni. Le associazioni animaliste chiedono che venga individuato l'autore del video, mentre il Partito Democratico del Veneto parla di folle inseguimento che deve essere punito. È un episodio, continuano i democratici, vergognoso e gravissimo, anche perché con le temperature così rigide, la rottura del branco e le tante energie spese per scappare, questi animali andranno quasi sicuramente incontro alla morte. Il PD ha presentato in regione un'interrogazione chiedendo alla Giunta se intende attivarsi per punire il responsabile. Siamo in chiusura, sono gli ultimi giorni per la rubrica Il tuo presepe. Questa sera vediamo quello della scuola materna di Paese, del piccolo Damiano di Sernaglia della Battaglia, di Gregorio Matilde di Pederiva di Montebelluna, di Iris di Vidorre e di Roberto Brion di San Vito di Altivole. Con queste immagini ci salutiamo, arrivederci. Dei nonni di Damiano di Sernaglia. Tu scendi dalle stelle, ora del cielo, e guarda
dal meteo. Una perturbazione raggiunge il centro-sud, mentre il nord resterà ai margini di tale circolazione instabile. Avremo un tempo stabile, ma anche un clima via via più freddo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto nella giornata di sabato 9 gennaio precipitazioni assenti, ampio soleggiamento, cielo inizialmente sereno o al massimo poco nuvoloso sui monti e in pianura, ma con tendenza ad un aumento della nuvolosità con il passare delle ore fino a cielo molto nuvoloso o coperto ovunque entro sera. Temperature in calo, minime intorno allo 0 o di poco sotto, valori massimi invece tra i 2 e i 6 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole su tutti i settori, solo con qualche velatura e con locali addensamenti ma del tutto innocui. Temperature minime tra -1 e 1 grado, valori massimi invece sui 5-6 gradi. Poche novità infine sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà asciutto e soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Temperature minime ampiamente sotto lo 0, massime invece sui 2 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.